Ditemi voi. Bene. Un buongiorno a tutti e con grande piacere che accogliamo qui nella sede del Consiglio regionale del Veneto la presentazione delle giornate FAI autunno 2025 del prossimo weekend, sabato 11 e domenica 12 ottobre. Ringrazio il FAI che lo scorso aprile ha festeggiato il raggiungimento di 50 anni di attività ed in modo particolare la delegazione di Venezia, guidata dalla dottoressa Francesca Barbini, per la collaborazione e la passione con cui anno dopo anno insieme contribuiscono a far conoscere e riscoprire i luoghi più preziosi della nostra storia e del nostro territorio. Aprire le porte di Palazzo Ferrofini al pubblico in un'occasione come questa significa non solo permettere ai cittadini e ai visitatori di ammirare la bellezza architettonica di una delle sedi istituzionali più rappresentative del Veneto, ma anche ribadire un principio fondamentale. La cultura è patrimonio condiviso, è un bene comune che appartiene a tutti. Le giornate FAI rappresentano un appuntamento ormai atteso e sentito, capace di coniugare conoscenza, tutela, partecipazione in un tempo in cui la fretta rischia di farci perdere il senso della memoria. Il FAI invece ci ricorda che la bellezza non è un lusso, ma una forma di responsabilità civica. Visitare un palazzo, un giardino, un luogo di storia significa riconnettersi con le radici della nostra identità e rinnovare il legame con la comunità a cui apparteniamo. Come istituzione regionale siamo orgogliosi di sostenere iniziative che, come questa, diffondono consapevolezza e amore per la nostra terra. Aprire Palazzo Ferrofini durante le giornate FAI autunno è un segnale concreto di apertura e trasparenza. Le istituzioni devono essere luoghi vivi, accessibili, capaci di dialogare con i cittadini e di trasmettere il valore del servizio pubblico. Desidero ringraziare i volontari del FAI, autentici custodi della memoria e dell'anima dei nostri territori. Grazie al loro impegno migliaia di persone potranno scoprire e riscoprire angoli di bellezza spesso nascosti, imparando che la conoscenza è il primo passo per la tutela. Con questo spirito e con queste premesse sono quindi particolarmente orgoglioso di annunciare che tutte le prenotazioni disponibili per visitare Palazzo Ferrofini sono già state esaurite e quindi possiamo già dichiarare il sold out. Quindi il FAI e i nostri uffici hanno visto bene quando abbiamo qualche mese fa pensato a questa iniziativa. Tra l'altro aprire Palazzo Ferrofini con anche la mostra di Gian Maria Potenza ancora in corso penso sia un upgrade che verrà apprezzato dal pubblico che arriverà appunto a vedere la sede del Consiglio regionale. Auguro dunque a tutti in conclusione appunto una splendida edizione delle giornate FAI 2025, certo che anche quest'anno il Veneto offre il meglio di sé, la sua storia, la sua arte e soprattutto la sua gente. Grazie veramente per quello che fate e soprattutto per come lo fate con iniziative di altissima qualità che fanno sicuramente bene alla nostra regione e al nostro territorio. Quindi cedo la parola appunto a Francesca Barbini, capo delegazione del FAI di Venezia. Prego. La ringrazio infinitamente, Presidente. Microfono. Perfetto. Presidente, la ringrazio moltissimo e non posso che condividere tutto quello che lei ha detto. E saluto lei e saluto il segretario generale del Consiglio regionale del Veneto che si è adoperato tantissimo per questa apertura. È un grandissimo onore essere oggi accolti in questo splendido palazzo, un'importante sede istituzionale, ed è quindi con immensa gratitudine verso di lei, Presidente, e verso il segretario generale, che mi appresto ad elencare molto brevemente le 3 aperture della delegazione del gruppo FAI Giovani di Venezia nelle prossime giornate FAI d'autunno, come diceva il Presidente, l'11 e il 12 ottobre prossimi. Non parlerò qui della bellezza di ciascuna di queste aperture, perché questo sarà il compito affidato ai nostri preziosi, appassionati, instancabili e straordinari volontari FAI che accoglieranno e accompagneranno i visitatori nel corso dell'evento. E li ringrazio tanto.
Inizio quindi da Palazzo Smith, Mangilli, Valmarana, ai Santi Apostoli, dove apriremo il giardino e il piano nobile, che è offerto da Art Events, una società attiva nell'organizzazione di eventi nel mondo dell'arte, che ringrazio di cuore. Non posso però non ringraziare anche tutti i condomini che in sede di assemblea condominiale hanno sostenuto l'apertura del FAI con voto unanime. Credo che sia un fatto abbastanza straordinario anche per un E speriamo condominio. venga imitato anche da altri condomini. E passo ora alle sedi istituzionali. Palazzo Balbi, sede della Presidenza e della Giunta regionale del Veneto, e Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dove ci troviamo adesso e dove potremo ammirare anche la mostra di Gianmaria Potenza, come diceva il Presidente. I miei più sinceri e sentiti ringraziamenti vanno dunque al Presidente Ciambetti, al Presidente Luca Zaia, al Segretario Generale del Consiglio regionale del Veneto, Dottor Roberto Valente, alla Segretaria di Giunta, la Dottoressa Stefania Zattarin, alla Dottoressa Antonella Lazzarini, al Dottor Luca Barban e a tutti coloro che all'interno del Consiglio e della Giunta regionale del Veneto si sono prodigati in ogni modo per l'organizzazione delle giornate in un periodo a dir poco complicato per l'imminente termine della legislatura che, se posso dire, la Regione ha deciso di concludere in vera bellezza. Tutte le nostre aperture rappresentano un regalo offerto alla nostra fondazione, al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, in occasione del suo 50° anno di attività. In tutti e tre i casi si tratta di una prima volta, è la prima volta che apriamo questi 3 palazzi e sarà necessario prenotarsi, o è stato necessario prenotarsi, e i posti sono limitati. Avremmo voluto accogliere tutti, ma io spero che ci sarà una prossima volta. E questo regalo, che insieme noi condivideremo con gioia con tutti i visitatori delle giornate FAI d'autunno. L'evento è alla sua 14ª edizione ed è ormai entrato nel cuore e nelle aspettative dei cittadini che, sempre più numerosi, sentono la curiosità verso un patrimonio immenso di storia, di cultura, di arte, di paesaggio del nostro paese, e per scoprirlo si mettono pazientemente in fila in queste giornate, offrono un contributo anche modesto ma volontario e testimoniano con questa partecipazione una responsabilità di cui parlava il Presidente Ciambetti, collettiva ma prima ancora individuale verso questo patrimonio. E sono proprio queste le basi che hanno guidato l'azione costante del FAI, che dal 1975 ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali. 57 di questi siti sono ora aperti al pubblico e in questo 50° anno se ne apriranno altri 5 nuovi beni offerti dal FAI alla fruizione dei nostri concittadini. E ogni anno l'impegno in restauri e conservazione e manutenzioni per il FAI ammonta ad oltre 15 milioni di euro. Noi abbiamo più di 300.000 iscritti, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti, perché l'impegno del FAI non si limita al fine settimana delle giornate di primavera ed autunno, ma dura tutto l'anno. Mi permetto quindi di fare il mio appello, che è il seguente: sostenete il FAI con l'iscrizione e venite a scoprire lo splendore
del paese più bello del mondo nelle giornate FAI d'autunno. Grazie. Questo appello mi sento di condividerlo e di, se possibile, trasmetterlo al più alto numero di persone possibili. Dal 1975, partendo dal monastero di Torba o al castello di Alavio, il FAI ha veramente fatto opera di recupero di siti e di monumenti che altrimenti sarebbero probabilmente andati sicuramente, se non in secondo ordine, in alcuni casi in stato d'abbandono. Il monastero di Torba, quando venne preso per mano dal FAI, era veramente coperto da una selva di piante e di arbusti. Quindi sostenere il FAI, che nasce sul modello del National Trust britannico, ha veramente, secondo me, è un grande segno di sensibilità che andrebbe, ripeto, divulgato e fatto, se possibile, conoscere a tanti che, vedendo l'attività del FAI, potrebbero aderire in maniera importante a questa iscrizione o all'attività in generale del FAI. Quindi veramente grazie per quello che fate, perché lo fate, ripeto, con un lavoro di grande sensibilità e di altissima qualità. Complimenti ancora. Grazie Presidente.